Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nella live del vostro Maretto Veneziano. Oggi parleremo di tutte quelle relazioni disturbate, quelle relazioni in cui contattano il Maretto Veneziano, la Hildegard, e o i sventurati o le sventurate, per poter giustificare una relazione collegata narcisista. Il Marietto non dice sfigato, non lo dice perché queste cose qua il Marietto non dice, ma diciamo che questi clienti a un certo punto si rendono conto di avere cannato nella vita. Magari stanno assieme 2, 3, 4, 5 mesi, il più un pochettino lenti riflessi anche qualche anno, e a un certo punto per giustificare che avevano le patate negli occhi o le fette di salame, dicono che era loro fiamma gemella. Allora, cari miei, questa parolina da New Age, da van spettacolo, da cialtrone, chiamatela come vuoi, il Manetto queste cose non le dice, no? Non serve altro che giustificare un fallimento di strategia nella vita. La vita è come una partita a scacchi e la partita a scacchi è come una guerra. Se voi muovete bene le pedine in una certa direzione, avete dei risultati, se no, perdete. Chiaramente a scacchi non si fa male a nessuno, ma nella vita, se poi voi avete anche da queste fiamme gemelle dei frutti, capite che la cosa è un po' claudicante. Quindi è chiaro che le persone all'inizio entrano nei social, è tutto bello, ti mando luce, la pace, io sono il qua, io sono Dio, sono tutti dei maestri tibetani. Ma poi quando andate a vedere la loro vita, di queste fiamme gemelle, di questi maghi tibetani, di queste robe qua che vengono giù dal nulla, no? Il nulla fatto in nulla. Vi rendete conto che queste persone non sanno neanche passare l'aspirapolvere, no? Al massimo sanno accendere la lavatrice per i piatti e usare il bimbi. Ma quando invece voi volete cercare qualcosa di solido, qualcosa che non è che lascia lì i piatti da lavare per una settimana, ma si toglie le manichette e progetta di fare le cose fatte come una volta, non so se uno ha avuto i genitori che erano attivi in casa, allora le cose cambiano. Quindi, quando voi incontrate questi che cominciano a menarvi con la fiamma gemella, questo è un segnale che fa capire che sono già partiti col piede sbagliato. Quindi, il Marietto cosa vi consiglia? Prima una bella pulizia generale energetica. Se avete un'attività dell'attività, se avete una famiglia e figli dei figli, ma perché questo? Perché bisogna togliere tutta questa sostanza eterica negativa che vi hanno inculcato. È come se nel vostro cervello avessero messo della spazzatura e ve l'avessero venduta come se fosse oro. Quindi, fatto questo, si inizia con bel ciondolo e poi si incomincia a seguire le pillole di Degallo, ma detto iniziamo. Chiaro che dal cielo non viene giù nulla gratis, tutto costa. Quindi quando iniziate a capire che la vostra fiamma gemella non è altro che un pacco, ma non di Amazon, attenzione perché il maledetto queste cose non le dice, ma è un pacco che vi siete messi dentro voi per giustificare certi errori, allora dovete cominciare a pensare all'anima gemella, a pensare a quella parte che in questo momento, che sia uomo o donna, vi sta cercando. E sicuramente quella persona lì non ha dentro il pacco che avete dentro voi, almeno si spera, perché sennò siamo messi male. E quindi cosa si fa? Si incomincia a fare dei riti propiziatori, mirati, mirati, non a casaccio, tipo da mettere dentro quei fili di ferro che si chiamano genese e roba del genere, che l'ho già spiegato in altre pillole, sono solamente delle cose estremamente pericolose se usate male. Quindi cosa vi dice il vostro marietto? Il vostro marietto vi dice lasciate stare le fiamme gemelle, perché quando vi arriverà la bolletta del gas quest'inverno me lo dite voi ste fiamme come vanno. Lasciate stare questi narcisisti che magari vi prendono per il fondoschiena facendosi passare per fiamme gemelle e concentratevi sulla partita a scacchi della vostra vita. Muovete le pedine nel modo giusto e il pedone nel modo giusto, perché se no vi trovate la suppostina della fiamma gemella per tutta la vita e la vostra anima gemella è lì che vi sta cercando come un disgraziato. Nulla è gratis, se volete una consulenza di Degara Maledetto Veneziano non ci siamo, ma vi diciamo che non è facile, è una cosa impegnativa e se non siete decisi a impegnarvi, beh, i risultati sono poi quelli che vi trovate a fianco. Bene, cari amici, grazie e alla prossima, ciao.